Una buona giornata, ben trovati dalla redazione di C7 Nord-Est, naturalmente dal nostro telegiornale, ma anche di 7 in punto in questo caso, che è la nostra trasmissione di approfondimento. E questa mattina abbiamo il piacere di chiacchierare con il nuovo segretario della CISL del Veneto, Massimiliano Paglini. Intanto benvenuto. Grazie dell'invito. Allora, in carica da nemmeno un mese, prime impressioni, anche se lei comunque non è nuovo, è in carichi di segreteria nel sindacato, ma insomma com'è stato un po' arrivare a questo traguardo? Beh, insomma, il peso delle responsabilità si è sentito tutto, però anche la sfida che abbiamo davanti, perché abbiamo importanti appuntamenti che attendono la Regione, la nostra organizzazione sindacale. L'anno prossimo avremo i congressi, ma la Regione avrà il rinnovo delle cariche istituzionali, quindi credo che migliori condizioni non ci sia per tracciare una via nuova anche in Veneto. Ecco, lei da dove vorrà partire? Beh, dalle due emergenze che noi vediamo in particolare sul territorio veneto, che poi sono anche emergenze nazionali, ma in Veneto stanno diventando vere e proprie situazioni quasi al limite della sostenibilità, che sono l'emergenza demografica e l'emergenza abitativa. Vogliamo partire da questo, l'abbiamo già sottolineato alla Regione Veneto nelle osservazioni che abbiamo predisposto. Il primo impegno che abbiamo avuto appena insediati, redigere le osservazioni della CISL al documento di economia e finanza regionale 25-27, quindi l'abbiamo spedito al limite del tempo massimo del 31 luglio e abbiamo sottolineato queste due emergenze che secondo noi rischiano di impattare pesantemente in prospettiva. Già impattano adesso, ma rischiano di amplificare la situazione di disagio, perché se non si daranno risposte a chi vuole lavorare, a chi oggi risiede in Veneto, vuole venire in Veneto a lavorare e quindi ad abitare, se non daremo risposte sia in questo senso, ma anche rispetto alla necessità di forza lavoro che quotidianamente viene lanciato come allarme da parte delle imprese e anche del sistema pubblico. Se non riusciremo a dare risposte a queste due emergenze, i prossimi anni saranno anni, non voglio esagerare, ma drammatici. Drammatici, tra l'altro comunque sono anni complicati, no? Perché ogni volta anche al passaggio di stagione, mi viene in mente in questa stagione per esempio hanno fatto tantissima fatica addirittura delle strutture ad aprire, a trovare ovviamente lavoratori anche stagionali, ma quello che poi non si capisce mai, non ci sono comunque lavoratori qualificati o mancano le condizioni, per cui no, io immagino che se mi pagano bene, magari se mi pagassero molto meglio di dove lavoro adesso, forse... Ma diciamo che principalmente manca la forza lavoro, quindi abbiamo un problema demografico, la natalità è ai minimi storici e le esigenze del sistema produttivo pubblico e privato sono di una richiesta forte di forza lavoro. Quindi serve poi anche ragionare su quali sono i livelli salariali, cioè la distribuzione di ricchezza che oggi fatica ad essere, come dire, uniforme, distributiva nel sistema veneto e nazionale. Su questo noi delle proposte le stiamo facendo, la legge sulla partecipazione, la gestione delle imprese e dei lavoratori, articolo 46 della Costituzione, va in quella direzione. Ce la traduca per noi? Ma è un principio costituzionale che consente attraverso una legislazione ordinaria di definire regole attraverso le quali i lavoratori, attraverso i loro rappresentanti, possano partecipare alla gestione delle imprese. Sistemi che esistono già in Germania, certo, in Svezia, in Francia, nell'evoluta Europa, diciamo così. Significa che cosa? Che si decide assieme quali sono le strategie dell'impresa e anche i sistemi distributivi. In Germania i premi di risultato sono molto più elevati di quelli che vengono negoziati con fatica nelle nostre aziende. Quindi qui è quasi un'eccezione, no? Il welfare è un'eccezione alla fine. Cioè... Rischia di diventare un'eccezione, noi vorremmo che diventasse qualcosa invece di stabile, ordinario, naturale, attraverso questa partecipazione dei lavoratori, cioè superamento del conflitto capitale-lavoro. Cioè non può essere, perché storicamente la concezione che abbiamo è che il capitale deve fare una cosa e il lavoro, cioè la componente di chi apporta la propria prestazione lavorativa, deve farne un'altra. No, possono stare assieme. Possono stare assieme, convivere e coordinarsi in strategie nuove, distributive. Non credo che diciamo niente di assolutamente fuori linea rispetto a quello che si fa da 70 anni nel resto d'Europa, nelle evolute democrazie europee. Perché in qualche modo, siccome è rovesciata un po' la prospettiva, no? Prima chi cercava lavoro fino a qualche anno fa doveva in qualche modo accontentarsi sia a condizioni economiche magari non ideali che a lavori proprio non
magari quelli a cui uno ambiva. Adesso che c'è carenza di lavoratori, si è rovesciata la prospettiva, quindi chi cerca lavoro in qualche modo può scegliere, no? Ci raccontano gli imprenditori che i lavoratori dicono ai capi del personale che faranno sapere se accettano il lavoro. Ecco, quindi le faremo 10 sapere, anni fa vi era farò l'inverso, sapere. le farò sapere se l'assumiamo. Quindi credo che la questione legata al benessere lavorativo sia centrale. Sta dentro a quello che dicevamo, un alloggio per poter vivere dignitosamente, una retribuzione che consenta una vita dignitosa e poi tutto il sistema del welfare, perché oggi i giovani vanno via anche dai nostri territori, questo è un problema comunque del Paese, ma in particolare accentuato anche in Veneto, che è una delle regioni maggiormente produttive, vanno via perché non trovano benessere lavorativo, vanno a cercare benessere in Emilia e in Lombardia. Per esempio. In Emilia e Lombardia perché che usano più di noi? L'Emilia ha un sistema di servizi migliore, servizi all'infanzia, servizi agli anziani, servizi anche alla mobilità. La Lombardia ha tutto quello che riguarda il sistema universitario, il collegamento con le imprese, quindi politecnici, anche le imprese umaniste, le università umanistiche e i collegamenti, quindi un coordinamento rispetto alle esigenze delle imprese con il sistema universitario. Si sta facendo qualcosa anche in Veneto, però si fa fatica e nel frattempo i giovani se ne vanno all'estero, perché purtroppo il grande problema è che se ne vanno prevalentemente all'estero, oppure se si spostano vanno in Lombardia e in Emilia. Quindi l'attrattività del Veneto sta lentamente deteriorando. Quindi lei dice Emilia e Lombardia, poi sappiamo insomma il nord Europa, no? È quello che è sempre un po' il modello per tutti, insomma quello che tutti ci piacerebbe poter insomma utilizzare in qualche modo, altrimenti forse no, non so se sbaglio, è più avvantaggiato, ha più servizi chi vive nelle regioni a statuto speciale, dove comunque ci sono, questo per arrivare alla domanda che è, allora, l'autonomia potrebbe differenziata, potrebbe aiutare, diciamo, a dare una mano a chi dà il lavoro, a chi cerca il lavoro? L'autonomia differenziata nella concezione iniziale dei padri costituenti, perché ricordo ai telespettatori che il principio del decentramento amministrativo delle autonomie locali, la tutela delle autonomie locali è scritta nell'articolo 5 della Costituzione, prima che nel titolo quinto riformato nel 2001 dal governo di centrosinistra. Quel principio è un principio che dovrebbe garantire delle risorse aggiuntive a livello periferico per migliorare i servizi e la qualità della vita, salvaguardando un principio poi generale di coesione e di pari diritti per tutti, perché non può essere quello, lo diciamo da sempre, che un bambino che nasce in provincia di Reggio Calabria non abbia gli stessi diritti di un bambino che nasce in provincia di Treviso. Quindi va salvaguardato un principio di pari dignità e pari diritti, però poi bisogna anche andare nell'ottica, nella direzione scritta nella Costituzione, quindi l'autonomia differenziata per noi non è un tabù. Peraltro ci sono delle scadenze molto più stringenti che riguardano il 2026, la realizzazione del PNRR e tutte le riforme collegate che dovrebbero prevedere il federalismo fiscale. Quindi certo. Credo che intanto dobbiamo arrivare al 2026 con tutto il sistema riformato, perché sennò si rischia la vanificazione dei benefici del PNRR. Quindi noi pensiamo che si debba discutere di salvaguardare la coesione nazionale e i diritti uguali per tutti, ma dall'altra parte anche maggiori risorse nelle regioni in cui c'è ricchezza da distribuire, che significa risorse fiscali per garantire servizi a tutti. Ecco, una volta no, esisteva quello che veniva definito l'ascensore sociale, nel senso che comunque chi nasceva anche in situazioni disagiate, in famiglie magari con anche poche risorse, poteva comunque diventare. Adesso, almeno insomma, ho letto qualche... Dicono che si è fermato l'ascensore. Dicono che si è fermato, quindi anche questa in qualche modo è una povertà, no? Che sia povertà educativa, che sia povertà di occasioni, è una povertà poi per il paese, perché se abbiamo meno persone performanti che possano arrivare a livelli dirigenziali, sì, ci diciamo rimettiamo che si sta tutti. polarizzando il mondo del post-istruzione e quindi delle competenze, si sta polarizzando in un ambito di iperspecializzazione, ipercompetenze e un ambito invece di povertà di competenze
Il rischio qual è? Che se non riusciamo a governare questi due ambiti e tenerli assieme, rischiamo di diventare un paese marginale nel sistema produttivo, perché se non riusciremo a coltivare in generale il paese, poi discutiamo della regione, certo. ma se non riusciamo a coltivare la convivenza di questi due ambiti, le imprese cercheranno sempre più competenze qualificate ed evolute e si rischia che vadano a cercarle da un'altra parte. Se poi non trovano la forza lavoro, qual è la prospettiva? La delocalizzazione delle imprese. Tra 10 anni, i dati Censis recenti dicono che si sta accelerando rispetto al fenomeno demografico, all'emergenza demografica. I precedenti dati Istat davano un quadro un po' più tranquillizzante in prospettiva a 10-15 anni. Il Censis dice che tra 8 anni avremo quello che dovrà accadere tra 15. Quindi credo che ci sia bisogno di un intervento, come dire, molto forte rispetto alle cose da fare. Tema uno su tutti è quello di programmare flussi d'entrata per chi vuole venire a lavorare secondo le esigenze, quindi il principio è che non possiamo accogliere tutti, ma non possiamo anche non accogliere nessuno. No, chiaro, però ovviamente poi qui ci rimettiamo tutti rispetto un po' ai giochi politici, no? Perché poi alla fine chi ci rimette è chi non riesce a trovare sul mercato. La politica credo che deva smettere di fare propaganda. Sì, pensavo dicessi che deve smettere di fare politica, che è un po' esagerato. No, che guardasse all'orizzonte medio e lungo termine. Ma anche perché, mi perdoni, ma la questione, voglio dire, demografica, così come la questione medica, perché non abbiamo medici, non abbiamo infermieri, non abbiamo OSS, eccetera, ma noi stessi ne sentiamo parlare da tantissimo tempo, cioè nel senso che non possiamo affrontare l'emergenza parlando di emergenza quando comunque se lo era già 10 anni fa. Sì, beh, c'è un difetto di programmazione precedente, sia sull'ambito demografico che anche su poi quello dei servizi pubblici, in particolare il sistema sanitario. Però noi adesso siamo quasi dentro l'emergenza, non voglio dire che siamo in emergenza per non preoccupare i telespettatori. Sì, però insomma chi magari tocca da vicino la questione già se ne è accorto. Insomma, in Calabria ci sono già i medici cubani che stanno lavorando e se andiamo a vedere anche... Ma anche comunque in regione da noi. Anche nelle regioni, nella nostra regione sta arrivando personale dall'estero. Qual è il rischio? Che poi non ci stiano le corrispondenti competenze, perché se non c'è un assetto generale europeo che stabilisce la equiparazione dei titoli di studio, si rischia di portare qui del personale che magari non ha la stessa formazione che richiede il sistema sanitario, per esempio, siccome poi parliamo di vite umane, di carne viva delle persone. Tra l'altro, voglio dire, abbiamo una popolazione sempre più anziana, no? Quindi con esigenze, quindi popolazione che ha bisogno di attenzione di un certo tipo, che dovrebbe essere... E di servizi sociali, di badanti ha bisogno. Esatto, di assistenza. Il tema che noi vorremmo affrontare con la Regione è di istituire un albo delle badanti regionale. Perché? Perché quello dà garanzie di formazione per chi vuole iscriversi, ma anche di diritti e di doveri. Cioè, la lavoratrice che viene dall'estero, che vuole fare la badante, se ha l'accesso a una formazione della lingua, come dire, anche di come gestire un anziano, perché un anziano è un oggetto, così in termine, una figura delicata, va gestito in un certo modo, quindi c'è bisogno che ci sia certezza della formazione, certezza delle competenze e quindi l'unica strada potrebbe essere quella di istituire un albo regionale per le badanti, visto che comunque sta invecchiando la società, avremo sempre più necessità di badanti. Certo, anche perché sono quelle cose di cui comunque tutti a rotazione hanno bisogno, poi quando ci sei dentro sei talmente, diciamo, preso dall'emergenza che non hai modo di fare delle verifiche, purtroppo noi raccontiamo anche molte storie di cronaca. Sì, purtroppo, sia al limite. Non bello, ecco. Quando lei parla di emergenza abitativa invece? Beh, abbiamo un problema legato all'inaccessibilità nel mercato privato di alloggi, perché o da una parte c'è una concorrenza del sistema turistico, per cui oggi prevalenza qual è? Per chi ha una proprietà di un immobile, di destinarlo a bed and breakfast o ad altro affittacamere. Affitto breve, insomma. Per affitto breve non c'è un problema di rientro, di possesso dell'immobile. Chiaro. E questo sta scartando. C'è anche un guadagno maggiore. C'è un guadagno ovviamente maggiore, questo scarta la possibilità di offrire abitazioni residenziali per chi vuole venire a vivere in Veneto. E sta diventando un'emergenza perché questo poi fa concorrenza col mercato della residenzialità.
e gli affitti sono schizzati alle stelle, quindi un dipendente di un'agenzia delle entrate che vince il concorso a Belluno rifiuta il posto, è un dato concreto, è reale, Sì, sì. ha rifiutato il È una posto, storia vera. una storia vera. Ha rifiutato il posto perché a Belluno un affitto minimo lo trova a 700 euro, ne guadagna 1.500-1.600 se va bene, quindi è chiaro che con 700-800 euro non vive Certo. in provincia di Belluno, non vive neanche da nessuna parte oggi in questo paese, ma a maggior ragione. Poi comunque si innesca la catena, no? Perché se io sono in queste situazioni comunque faccio fatica a mettere su famiglia, faccio fatica comunque sì, ad avere dei figli, poi magari non ho i servizi, quindi insomma. Infatti la natalità è precipitata. Certo. E lei viene dal sistema bancario, no? Sì. E anche quello è un sistema che ha subito una rivoluzione. Beh, è una parola corretta, una parola corretta, la rivoluzione. Eh sì, perché La noi voglio dire, tecnologia. banalmente ci siamo accorti semplicemente che hanno chiuso lo sportello, poi chiuso l'altro, magari dobbiamo spostarci di più, ma cosa è successo? Beh, è successo che gli sportelli bancari rappresentavano costi fissi, sono stati chiusi per gran parte, soprattutto nella trasformazione, nella divisione del sistema in due, le banche del territorio e le banche internazionali, quindi parliamo Unicredito Intesa, Monte dei Paschi, Banco BPM, dall'altra parte sono rimaste le banche di credito cooperativo sul territorio, le banche internazionali hanno fatto una scelta di aumentare la marginalità riducendo i costi fissi, chiudendo gli sportelli. E tra l'altro anche a scapito di dipendenti, no? Vabbè, certo, per fortuna c'è l'ammortizzatore di categoria per cui sono stati accompagnati in prepensionamento, adesso non esagero, ma 60.000 lavoratori su 300.000 del sistema bancario e hanno scelto di spostare la clientela sull'online, visto che la tecnologia ha aiutato. Quindi oggi abbiamo grandi filiali online anche nei nostri territori che però servono tutto il paese. Però nelle periferie, nei piccoli comuni non c'è più lo sportello bancario e quindi, tornando al tema dell'attrattività, l'anziano si trova senza servizi sociali, senza la possibilità di poter prelevare fisicamente presso una filiale, magari non ha neanche il figlio perché magari lavora all'estero, certo, o non ce l'ha proprio il figlio che lo può accompagnare a 15 km, a 20 km dalla filiale più vicina. Quindi si rischia, siamo già dentro all'emarginazione sociale, cioè noi abbiamo situazioni. Sì, c'è una solitudine, no? Perché non c'è più nemmeno. Sempre di più. Non ci accorgiamo, non so perché l'altro giorno mi veniva da pensare anche con questo caldo, magari anziani che magari non hanno l'aria condizionato, non l'accendono perché non hanno i soldi per poi pagare la bolletta e nessuno magari conosce queste, cioè nessuno magari si gira a guardare se il vicino... Sono fatti reali però, sono vicende quotidiane che noi comunque intercettiamo, con cui abbiamo a che fare, perché poi l'anziano è anche quello che vorrebbe rimanere indipendente, autonomo. Certo. È una questione magari di dignità. potrebbe se avesse, voglio dire... È una questione di dignità personale, anche certo, non rivolgersi al figlio per essere accompagnato, ma allora servirebbero servizi pubblici adeguati, il bus navetta magari a chiamata come sta facendo, tentando di fare l'Emilia Romagna, cioè accorgimenti minimi che non serve inventarsi chissà che grandi soluzioni, ma che consentano una dignità e una inclusività per tutti. Quello che è certo, no, da quello che possiamo anche capire noi che ci occupiamo di tante cose, cioè dalla cronaca, insomma, la cronaca sindacale, la cronaca nera, eccetera, è la consapevolezza che comunque le condizioni sono in peggioramento, no? Adesso mi viene in mente anche la questione scolastica, c'è comunque un maggior abbandono scolastico, è come se tutti viaggiassimo un po', comunque ecco, in solitaria, però per sopravvivere. Beh, insomma, diciamo che l'individualismo è sempre più prevalente in questa nostra società. Per quello che noi crediamo come organizzazioni sindacali come CISL che ci sia bisogno di maggiore partecipazione anche nei processi di governo delle dinamiche sociali. Quindi la legge sulla partecipazione, torno per chiudere quel ragionamento, è una necessità di inclusione dentro i processi decisionali di scelta di governo delle imprese come della società, perché oggi abbiamo il fenomeno della disaffezione al voto, la gente non è più interessata a partecipare alla vita sociale e l'astensione che abbiamo visto anche nelle ultime elezioni europee è drammatica, significa che non c'è più un interesse a partecipare alle scelte della propria comunità. Io credo che questo sia un tema sul quale la politica dovrebbe metterci maggiore attenzione. Poi tutti a parole dicono che è un problema, però
alla politica compete la responsabilità di prendere decisioni. È come se fossero due mondi sempre più paralleli, è sempre un po' stato così, nel senso uno dice non mi interessa la politica, che è già sbagliato come concetto, perché se non ti interessa la politica non ti interessano le cose, voglio dire... La polis è il bene comune, la casa comune, la polis, la politica, quello è. Quindi credo che ci sia bisogno, e quindi lo sforzo che stiamo facendo anche come organizzazione sindacale, di coinvolgere i giovani in un impegno maggiore anche nel sindacato, perché la fortuna è che nella grande crisi della partecipazione dei partiti, che c'è stata negli anni, fine anni 80, anni 90, il sindacato è sopravvissuto, però anche noi rileviamo la curva anagrafica che sta peggiorando dei nostri iscritti, dei nostri pensionati, ma soprattutto i lavoratori attivi. Facciamo fatica a intercettare i giovani perché è sempre più frammentario il lavoro dei giovani e quindi si fa fatica a dare continuità al rapporto, all'iscrizione sindacale, quindi stiamo provando a inventarci anche strade nuove proprio perché c'è bisogno di capire le loro esigenze dei giovani, quindi anche capire come formiamo la rappresentanza loro in un mondo che è completamente stravolto rispetto a quello di 20 anni fa. Ecco, ma se un 25enne le dicesse ma perché devo iscrivermi al sindacato? Perché nel sindacato trova ancora lo strumento per tutelare i diritti, perché io ricordo sempre a chi mi fa questa domanda dei giovani che i diritti non sono per sempre, cioè, i diritti sono stati conquistati grazie a delle lotte, a dei conflitti anche pesanti, sociali, e non sono per sempre. Noi rinnoviamo i contratti collettivi ogni 4 anni o 3 a seconda dei cicli e ogni volta dobbiamo ripartire, non dico da zero, ma dal riaffermare dei diritti. Quindi i contratti hanno scadenza, se non li rinnoviamo i diritti non sono in automatico rinnovati. Quindi credo che ci sia bisogno di consapevolezza anche dei giovani della necessità di avere un soggetto che li rappresenta, perché il sindacato fa un esercizio di rappresentanza, riceve un mandato dal lavoratore, il sottoscritto come i delegati, e esercita quel mandato in nome e per conto, attraverso un processo democratico, perché noi facciamo i congressi, ogni 4 anni rinnoviamo le cariche, i processi democratici che riconoscono chi ha l'autorevolezza per poter svolgere un ruolo di rappresentanza, e in quel ruolo c'è la contrattazione, quella aziendale per i diritti aziendali, quella collettiva per i diritti nazionali, i contratti collettivi, quella sociale perché facciamo quotidianamente contrattazione sociale con i comuni, con gli enti, per tutelare i diritti degli anziani ma della collettività in generale. Ma invece per i diritti delle donne come siamo messi? Siamo messi male perché questo nostro paese è ancora un paese che non salvaguarda i diritti, cioè la parità dei diritti, quindi è un'organizzazione sociale che non è ancora stata corretta, per cui una donna ancora oggi, se anche c'è qualche segnale di miglioramento, è costretta a scegliere tra la carriera lavorativa e dover gestire il familiare, magari anziano, quindi dover rinunciare a un percorso di carriera, cioè è costretta a farlo. Io vorrei un paese in cui, una regione, un paese in cui la donna sia messa in condizione di poter scegliere liberamente se accudire il proprio familiare, perché lo fa per scelta, o fare un percorso di carriera come invece gli uomini lo fanno quasi in automatico. Ecco. Io però vorrei questo paese, non siamo ancora arrivati a questo, ma spero che nel giro di un po' di tempo riusciremo ad arrivare alla parificazione dei diritti. E poi ci sono, volevo chiedere le due cose, adesso abbiamo ancora pochi minuti, ma comunque i lavoratori stranieri che comunque servono al sistema produttivo italiano, lì qual è la situazione? C'è maggiore consapevolezza oppure c'è un mare magnum in cui diciamo c'è un po' di tutto? Guardi, quello dicevamo prima, c'è la propaganda che imperversa. Poi mi viene anche da chiederle, tipo, e le donne straniere, no? Perché se già è una fragilità quella delle donne... Sì, assolutamente, c'è una propaganda che è imperversa. La propaganda è che quella che lo straniero è il pericolo perché sinonimo quella di solita, vuol dire, insicurezza. quella che ti ruba il lavoro. Oggi in Veneto ci sono 500, dati del bollettino regionale, 500.000 lavoratori stranieri regolarmente inseriti nel sistema produttivo che garantiscono il funzionamento delle imprese che noi giriamo quotidianamente e li vediamo. Di tutte le etnie, non solo... No, certo. Però ce ne sono altrettanti probabilmente, e non sto esagerando come stime, che non sono regolari. Perché? Perché siccome prevale l'assunto iniziale per cui è un pericolo, facciamo finta di non vedere che c'è un problema e non li regolarizziamo. Ci sono i decreti flussi che ogni tanto sistemano un po', però cosa succede? Che peraltro con le ultime riforme che sono state fatte nel sistema delle accoglienze si è chiuso qualsiasi canale, per cui oggi il lavoratore straniero che arriva qui irregolare finisce nei centri di accoglienza dove ha un alloggio garantito,
però non deve superare come produzione di reddito l'assegno sociale, perché se supera l'assegno sociale finisce fuori con tutte le difficoltà poi di trovare un'abitazione. E quindi cosa fa? Si affida ai caporali. Certo. In Veneto, stiamo parlando della Rico Nord-Est, in Veneto il sistema del caporalato è un sistema diffuso, pervasivo. Insomma. Beh, basta vederli, i pakistani, certo. ma li vedo solo io, a raccogliere gli asparagi, a raccogliere il radicchio nei vigneti, a fare la vendemmia, pakistani, indiani, di tutte le etnie. Quindi io credo che se assumeremo una dimensione, una postura di responsabilità, per cui la politica la smetta di fare propaganda, si sieda a un tavolo, definisca regole certe di accesso, di accoglienza, che garantiscano poi alla fine del percorso diritti e doveri, perché ci sono cittadini con diritti e doveri, se non si farà questo, ma noi fra 10 anni, senza esagerare, perderemo pezzi dell'industria del territorio, perché andranno a cercarsi lavoro dall'altra parte. E poi mi scusi, veramente sembriamo tornati indietro all'800, perché quel lavoratore è morto in quel modo che non si può nemmeno provare ad immaginare. Cioè, possiamo anche far finta che non sia successo o dimenticarcelo dopo 2 giorni. Resta il fatto che poteva succedere, cioè, se appunto questo sistema è pervasivo come lei diceva, e sono sicura di questo, non solo in Veneto, ma penso in tutto il paese. Dove ci sono le attività produttive, certo, in particolare, perché certo. poi nel pubblico non possono certamente andare a lavorare irregolari. C'è la mancanza di rispetto, voglio dire, basilare, della dignità delle persone. Dignità, ma anche del rispetto della vita. Cioè, si fa fatica a pensare che questo abbia caricato quel signore che poi aveva perso il braccio, cioè, non ce la si fa, voglio dire. No, ma infatti, purtroppo questa parte della società è parte debole che non ha nessun diritto. Paradossalmente ha doveri, perché poi se sei cittadino anche irregolare hai dei doveri di rispetto dell'altro, delle regole minimali di vita, di convivenza, ma non ha nessun diritto. Quindi quello che chiediamo è che si cambino le norme sull'immigrazione, si gestiscono i flussi in base alle esigenze del sistema produttivo, anche il pubblico, perché non è solo il privato, certo. ma si cambi perché c'è bisogno di forza lavoro anche dentro all'emergenza demografica, perché l'arrivo di lavoratori esteri consentirebbe di sopperire a una esigenza drammatica. Lo dicono la Confartigianato, parlavo con la vicepresidente tempo fa di Confartigianato Veneto, diceva che loro fanno fatica a trovare lavoratori. Cosa stanno facendo? Cercano di fidelizzare i propri dipendenti facendo formazione agli associati di partecipazione alle scelte delle piccole imprese e dei dipendenti per fidelizzare il rapporto di lavoro. Cioè siamo dentro a questo spaccato che forse non è noto, quindi c'è anche una consapevolezza del sistema produttivo, ma io credo che le rappresentanti degli imprenditori, quelli dei lavoratori siano consapevoli, basterebbe che fosse un po' più consapevole anche la politica e cambiasse le norme. Speriamo insomma che qualcosa succeda. Noi intanto ne parliamo. E da cosa si riparte? Adesso non so, ovviamente insomma, siamo anche in piena estate. A settembre si riparte da? Dalla manovra finanziaria che sarà presentata, quindi cercheremo di far valere gli obiettivi che come CISL ci eravamo dati, che sono la salvaguardia del cuneo previdenziale, quindi quei 15 miliardi tra l'accorpamento delle aliquote IRPEF e i risparmi per i lavoratori della parte previdenziale. Partiamo da quello, sperando che poi si possano conservare anche le altre tutele che sono state definite con la manovra 2024, che sono la riduzione della tassazione sui premi di risultato, ma vorremmo fare anche qualcosa di più rispetto ai frutti della contrattazione, perché oggi c'è un problema di fiscal drag, per cui gli aumenti contrattuali, che sono stati anche consistenti nei rinnovi, sono per buona parte assorbiti dalla tassazione. Certo. Ci sono 24 miliardi che sono scaturiti dall'ultima tornata delle dichiarazioni dei redditi, delle scadenze fiscali, che non erano aspettati. Ci sono sul tavolo 24 miliardi, quindi speriamo che una buona parte allora, grazie, buon lavoro, perché insomma lei all'inizio, quindi a Massimiliano Paglini, nuovo segretario generale di CISL a Veneto. Grazie a lei, grazie a voi per averci seguito, poi noi torniamo naturalmente anche con tutto quello che riguarda la stretta cronaca. Voi come sempre rimanete, se potete, su 7 Gold. Una buona giornata e a più tardi.